Buonasera a tutti, vi voi, telefono di oggi di 24 di agosto 2020, Kim, che lo devo accompagnare questo mese pure, stiamo il finin, abbiamo tornare alla sua vita normale, e comunque buon dia regalo di stivo a tutto quanto. Andiamo a vedere come si presenta Toya Saida, si presenta Goi, Chilo Libero, finché si scampiano qualche novella, in Palaniedas, ma nulla di importante. E dimmi non ha sul Saravallo non ha solo il preno, tutti i dievi, nella sua schimbe, poi copula, tutto quanto. 31 gradi temperatura massima, e 8 gradi temperatura minima. Crasa, lunedì, amore, sole preno un po' tolvi nel Sasunni, che poi un pacco copulata e aumenta il cuculonzi, insomma, viene da essa 6 in poi. 32 gradi temperatura massima, quindi crescemo verso massimo, anzi vamo in questa chita 33 gradi, questa chita quinta, cioè ecco, oggi è crasa 32 e 21 già minima, quindi dire del calore. Bene, andiamo da innanzi, diamo un toccamento di dolo, adesso Calle non ha pischito prima, in Palausi, in Calmorta Giannina Pala, Gartia Orecchioni, Zorra del Diego, Maria Antonietta, Paola e Nunzia. L'interno l'ho fatto il 9 di agosto in Palau. Condolenze e pazienza, a famiglia tutto da parte dei Visti TV. Bene, poi siamo sempre i 7 anni, a anni cortes apertas, e dimos un Paco calata ese su programma, sabato 6 de Capitanni, a San 9 apertura delle Cortes, poi a Saldecche la magia della terra, a cura di Terra Pintata, a San Nove Mese a Sasunni con mare di birra, a cura del beneficio Santo Giorgio di Andrea Chirra, da Saldecche sempre a Sauna e da Salvatore a San Nove, le chiese raccontano il culto della festa a cura di Giuseppina Ruio e Associazione Culturale Sinnos. Chiesa San Michele Arcangelo, via Sardegna. Poi a Sasunne, che sempre del sabato, concerto del gruppo di canto a tenore romanzesu presso il Museo del Canto a Tenore della Civiltà Pastorale Contadina, eccetera, eccetera, Piazza Vitale. Ore 16, concerto del gruppo Canto a Tenore Romanzesu in Santo Michele. Ore 16:30, Salvatore Mesa, Franco Montalbano Band, in piazza Asproni. Dalle 18 e mezza del zero, concerto musicale con la band Le Nuvole, piazza Asproni. 9, Samurra, torneo di Morra, a cura dell'Associazione Culturale Zabitta in via Nino Bix, a Curta Sacreia de Salgrassa. Idimos poi domenica, ore 9, apertura, a Saldecchia Magia della Terra in Terra Pintata, 9:30 11 Mare di Birra, da Saldecchia a Sa 1 e da Salvatore a Sa 9, Chiese raccontano, Associazione Culturale Sinnoro, Giuseppina Luglio, sempre in Saccaia del Santo Michele. A Saldecchia rappresentazione della vestizione dell'abito tradizionale da sposa femminile, a cura del gruppo Folco, Abita, Museo della Civiltà Contadina, eccetera, eccetera. Dalle ore 11 si sposa Vizichese, rappresentazione del matrimonio tradizionale di Bitti, a cura del gruppo Folco, Abita. Partenza da via Nino Bixio, fianco chiesa delle Grazie. Poi dalle ore 15:15 alle ore 16 concerto del gruppo di canto a tenore presso il Museo del Canto a Tenore, eccetera, eccetera. Non si iscrive però quale gruppo. Dalle ore 16 Braganne in Dienotita, rievocazione storica dell'antica passeggiata vittese, sfilata e rassegna degli abiti tradizionali vittesi. Poi balli a cura di Antonello Carzella, balli sardi in piazza Sproni. Da Sassese
intrattenimento musicale, ballate voice, a cura del gruppo Zabitta, via Nino Bixio, fianco Chiesa delle Grazie. A 6:30 Acoustic Band, intrattenimento musicale Piazza Sproni. Da 9 Novo Sonos in concerto, serata musicale Piazza Asproni. Questo è tutto su chi bitti sul programma. Bene, andiamo da innantisi. Il Luvola, l'appuntamento è sul 31 del questo mese, casseggiato scolastico a 6:30, concerto per Anna Maria Deiana e il gruppo Ammerare. Concerto per una voce che affonda nella memoria suoni che risalgono come onda dal profondo. Insomma, quando si esagera. Andiamo sul giornale, ma su sorpresa Sardegna, l'obbligo vaccinale incontra resistenza, vabbè, che in tutto già propaganda. Vabbè. L'isola non figura nel gruppo dei virtuosi, da 0 a 16 anni la copertura è sotto il 92%, potete iscrivervi. Ma sul piano politico regionale nessun partito sostiene la Lega nella proposta di rendere facoltative le somministrazioni. Capi a mancare solo il corso. Oh, yeah. Borghi a duello con Cartabellotta. Borghi è un politico, naturalmente. Il medico di Gimbe difende la scienza. Il Salviniano lo attacca. Pottischile, Salviniano. Un attacco a tratti surreale per la distanza tra la materia del contendere, i vaccini e le accuse mosse in risposta di tutt'altro genere. Nel mirino è finito Nino Cartabellotta, il gastroenterologo che nel 1996 ha dato vita a Gimbe, la fondazione che si occupa di promuovere le evidenze scientifiche. Le bordate le ha tirate invece Claudio Borghi, senatore della Lega, fedelissimo di Salvini, che nei giorni scorsi, per conto del capo e del partito, ha rilanciato la proposta di cancellare l'obbligo vaccinale nella fascia 0-16. Tutto è nato dopo il pasticcio NITAG, il gruppo consultivo nazionale da 22 sono finiti tutti a casa per ordine di Orazio Schillaci, che ha rimediato così all'errore di aver nominato tra gli esperti anche i 2 Novax. Cartabellotta alla fine ha apprezzato la marcia indietro del ministro e, riferendosi all'idea di Borghi, ha scritto su LinkedIn: il trumpismo dilagante, antiscienza per diffondere il sovranismo, il mantenere disinformata la popolazione per raggiungere obiettivi politici e dimostrare che il vento è cambiato. È proprio gai este, siamo in mano a demente, se totale, se arrogante. Autonomia speciale, scatto del Trentino, mentre l'isola balbetta, Steracolo. Sì del governo al nuovo statuto, limiti meno rigidi per i poteri locali. Il Trentino, Alto Adige, sono passati subito dalle parole ai fatti, fedeli osservanti del luogo comune dell'operatività nordica, anziché discutere di maggiore autonomia, se la stanno prendendo. Certo, no, che Seracos come sono, non si hanno ad ainante. Lavoro, un 2025 di luci ed ombre, la disoccupazione raggiunge il 9,6%. Banca Italia, il tasso sardo resta inferiore a quello delle altre regioni del sud. Comunque, qualche cosa devono la Mogalo. La via del 2025 per l'occupazione in Sardegna presenta luci ed ombre. Se da una parte, infatti, nel primo trimestre dell'anno si registra una variazione tendenziale del 4% in più degli occupati totali rispetto al dato dell'ultimo trimestre 2024, dall'altra parte è in aumento il tasso di disoccupazione. Nei primi 3 mesi dell'anno, infatti, secondo il report di Banca Italia,
sulle economie regionali il tasso di disoccupazione totale sull'isola ha toccato il 9,6%, con una punta del 10,1% tra le donne. Per trovare dati peggiori bisogna tornare ai primi 2 trimestri del 2023, un dato comunque inferiore rispetto al 12,6% del Mezzogiorno, ma di quasi 3 punti superiore alla media del paese, che è del 6,8%. Tale apparente contraddizione nei dati è legata al fatto che in molti casi si tratta di contratti stagionali a termine o part-time. Tali dinamiche, inoltre, si realizzano all'interno di un contesto demografico contrassegnato dal lento ricambio generazionale, che conduce, tra l'altro, a fenomeni migratori. Non si può, vabbè, non versati canto, va bene. Ma già innanzi, piante dosi gela a Giuli, anche Casa Pound sarà sgomberata. Ma Forza Italia e Fratelli d'Italia frenano nuove polemiche dopo lo sfratto del Leoncavallo. Cioè sfrattare il Leoncavallo andrà bene, Casa Pound a quanto pare non fanno bene. Bassente, squadristasa e solo. Zelensky, politica internazionale, non cederemo la nostra terra all'occupante. Ennesima notte di attacchi da parte dei droni russi. Ma posso pacifista, può sapere che tocca desarrendere. Sosatelo naturalmente. Gaza, altri 51 cadaveri e avanzano i carri armati. Inoltre non si postregua sul genocidio. La First Lady turca a Melania Trump, salvi i bambini. La First Lady turca nota bene, niente meno che la mustiera di Erdogan, in tutte le stragi che hanno fatto in Kurdistan. Non lo potevano andare a suo marito, che ha fatto metà mezzo. Al fronte, Mosca rivendica la conquista di altri 2 villaggi. In questa armata rossa che Munnaia Sumunno. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi del Donetsk, ovvero gli insediamenti di Sredneye e Kreibank-Bik, entrambi verso la direttrice di Kostantinica, roccaforte ucraina, sulla strada per Kramatorsk. Le ultime ore sono state segnate dagli attacchi con i droni, con 36 velivoli intercettati su 49 lanciati. I 13 che hanno passato lo scudo ucraino hanno colpito nelle regioni di Donetsk. I russi insomma avanzano, seppur lentamente, a costi umani elevati. È altrettanto vero che la linea fortificata pare tenere e che Mosca tenta di conquistarla dal 2014. Vabbè. Tank israeliani a Gaza City, Netanyahu perde consenso. Un criminale, 8 bimbi uccisi, Trump vivi meno di 20 ostaggi, cioè sono aspettando sindaco in banda, ma a quanto pare che binnata via, manco 20. Salvini non si ferma, Macron è permaloso, attacco al presidente dell'Ucraina, Parigi, attacco al presidente dell'Ucraina, parte Salvini. Parigi convoca l'ambasciatrice. Zelensky non cedo territorio, Pechino pronta a inviare truppe, ma ai numeri la invia Pechino la truppa. Papa Leone riceve una delegazione delle isole Chagos. Si ha diritto di vivere nella propria terra. Nessun popolo sia costretto all'esilio forzato. Tutti i popoli, anche i più piccoli ed i più deboli, devono essere rispettati dai potenti nella loro identità. Mai consenso voi verso il Papa e nei loro diritti, in particolare il diritto di vivere nelle proprie terre, e nessuno può costringerli ad un esilio forzato. Sono nette le parole che Leone XIV ha rivolto a una delegazione dell'associazione Chagos Refugee Group di Port Louis nell'isola Mauritius,
specificando che la loro vicenda ha una forza simbolica sulla scena internazionale. Quello dei rifugiati delle isole Chagos è un caso emblematico e quanto mai attuale. La contesa su queste piccole isole nell'Oceano Indiano, rivendicate dalla giovane Repubblica di Mauritius, ma occupate dalla Gran Bretagna dalla fine della seconda guerra mondiale, si è finalmente risolta positivamente con un trattato approvato il 30 giugno scorso, raggiunto grazie alla mediazione della Corte internazionale di giustizia e dell'ONU. Parole che arrivano dopo la giornata di preghiera e di digiuno indetta per invocare la pace in Ucraina e a Gaza. Bene, abbiamo finito, poi è puro, salutiamo la Cilia con 2 anni a Carai e non diamo l'appuntamento torna a casa. A mensul vedere di buona tutto da Vizi TV. Adios e mensul a casa. Allora, adesso mi capitani, tornamos un attimino che afirmamos, tornamos quizás entrevistas a personaggi visticheros che sono in fora, già prima l'avevamo fatte a Laura Oronesu, dottoressa, che inchieste in America Latina. Bene, finine, terminiamo de goi, a menso vedere e a casa.